Bimbo di 10 anni si trova faccia a faccia con i ladri nel pomeriggio lungo la strada di casa. Stiamo a Castello di Godego, il suo racconto: ha avuto paura, i dubbi dei nonni, volevano fargli del male, si è fatta chiarezza. Tragedia nella notte in un'azienda di Maniago del Friuli, giovane operaio muore a poche ore dal suo compleanno, infortunio anche nel padovano, 21enne cade da 8 metri in un capannone, è grave. Atterraggio d'emergenza al Marco Polo di Tessera, l'allerta per un forte odore di bruciato a bordo, momenti di panico per i 193 passeggeri. Il 35enne albanese fermato dai carabinieri per l'omicidio del tabaccaio di Jesolo si dichiara innocente, il suo difensore dice il DNA non corrisponde. Olimpiadi 2026, inaugurata oggi la nuova pista da bob, primi test degli atleti da Zaia a Salvini, la soddisfazione per l'atteso passo avanti verso Milano-Cortina. La Pedemontana ha aperto un buco nei conti della regione destinato ad allargarsi ulteriormente in futuro, è l'attacco del Partito Democratico in Consiglio regionale. Conto alla rovescia per l'arrivo dello storico veliero della Marina. Dopo Trieste, l'Amerigo Vespucci sarà a Venezia venerdì alle 9:30, ormeggio in riva De Biasio per l'inizio della festa. Buonasera, il telegiornale del Veneto. Partiamo come di consueto dal sondaggio che vi propone Ring questa sera. Il dibattito è tutto politico con le elezioni regionali, spostarle alla primavera 2026, così come in qualche modo accennato ieri durante la diretta a Palazzo Balbi e avvalorato anche dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Di questo si occupa il sondaggio. Come sempre utilizzate i contatti che vedete sullo schermo per partecipare. E siamo a Castello di Godego, ora in apertura, dove un bimbo di 10 anni si è trovato faccia a faccia con i ladri che, vedendolo, sono scappati. Restano da chiarire però alcuni aspetti. L'episodio è successo verso le 2 del pomeriggio. Sono scesi dalla macchina con la maschera nera. 3 uomini con un passamontagna nero e una donna con una sorta di turbante in testa sono i soggetti che questo bimbo di 10 anni si è trovato di fronte poco prima delle 2 del pomeriggio in vicolo Caleoncino a Castello di Godego. In questa strada a ridosso del centro abitato la banda arriva a bordo di una Fiat Punto bianca. La velocità è sostenuta. Per il piccolo, che stava uscendo dalla casa di 2 amichetti e stava rientrando in quella dei nonni a poche decine di metri, è un incubo. Uno ha saltato la rete dalla casa questa vicina e io ho saltato la rete davanti alla casa e ho risaltato indietro e sono andato a casa dei miei amici e basta. Sono attimi concitati, il bimbo quindi scavalca la rete di questa abitazione. Lo stesso, stando al suo racconto, fa uno dei malviventi. Non si capisce se le azioni avvengano in simultanea o se l'uomo travisato si sia messo a rincorrere il piccolo. Resterebbe da capire il perché. Per i carabinieri, che stanno indagando senza sosta, si tratta di un gruppo di ladri che pensavano di agire indisturbati e che di fatto si sono allontanati vedendo il bimbo agitato. È proprio lui a raccontare tutto tremante l'episodio alla nonna, che chiama il 112. Resta una vicenda che inquieta. La stessa mamma con il vicino di casa ha allertato le chat dei genitori. Nelle sue parole c'è ancora apprensione. Avevo preso un po' di paura sinceramente, cioè volevo avvertire anche le altre mamme ovviamente di stare attenti ai bambini, che ormai adesso c'è gente brutta in giro e mi ero preso veramente paura. Non ho idea cosa che volevano fare a mio figlio ovviamente. Però spero che non succeda ancora queste cose, insomma. Ancora nel prossimo servizio le voci della famiglia. Penso qualcosa fa male al bambino, senz'altro, perché se no non facevano niente. Andavano via, se metteva il cappuccio scappavano. Ma che ha corso giù il bambino, hanno saltato dalla ringhiera, saltato indietro, lui per fortuna è andato sulla casa di là dei suoi amici, e cose che noi non ci rendiamo conto. Sono dubbi pesanti quelli del nonno del bimbo che si è trovato faccia a faccia con i delinquenti a Castello di Godego. L'uomo è convinto che il nipote sia stato rincorso. Siamo sicuri, fa intendere, fossero solo e soltanto ladri. Anche la nonna, che per prima ha raccolto lo sfogo del piccolo, ha delle forti perplessità. Era pieno di paura, ha detto che erano 3 uomini su un punto e una donna e avevano un cappucciato, si vedeva solo a bocca e lui ha saltato a rete qua su che casa qua
E dopo l'uomo ha saltato stesso a rete, a cosa dietro? Non sappiamo se vogliamo fare mai il bambino o rubare qualche parte, non sappiamo. Sul posto è arrivato anche il sindaco che sta seguendo la vicenda passo dopo passo. Probabilmente si sono trovati o sentiti scoperti, ecco, diciamo così, e quindi volevano forse prendere il bambino. Magari volevano impaurirlo. Probabilmente mi auguro che fosse solo per questo motivo qua, però insomma le indagini sono in corso e sta cercando di capire se il secondo fine era quello di portarlo via, ecco. La paura e gli interrogativi serpeggiano in questo angolo di Castello di Godego, così un vicino di casa. Sono preoccupato, sì, perché sui nostri paesini così mi pare una cosa strana che succede queste cose, però purtroppo succedono. Mi dispiace questo qua, mi dispiace tanto. Perché dico che stanno attenti ai genitori, non lasciare i bambini in giro, perché non si sa che intenzione aveva questa persona qua. Siamo a Maniago, in provincia di Pordenone, un incidente mortale sul lavoro. A perdere la vita è un operaio di appena 22 anni. Nella giornata di ieri aveva appena compiuto 22 anni, un compleanno che avrebbe dovuto segnare un nuovo inizio, un'altra tappa di crescita e che invece si è trasformato poche ore dopo in una tragedia terribile che ha colpito nel cuore della notte la zona industriale di Maniago in via Monfalcone, all'interno dell'STM, un'azienda specializzata nello stampaggio a caldo. Era in corso il turno serale e Daniel Taffa stava lavorando vicino a una pressa. Secondo una prima ricostruzione era stato appena inserito un pezzo per un avviamento di prova quando, per causa ancora in fase di accertamento, lo stampo è esploso. Un'esplosione violenta, improvvisa, che non gli ha lasciato scampo. Una scheggia incandescente lo ha colpito alla schiena, trafiggendolo, e da quel momento tutto si è fermato. Un ragazzo fantastico, molto bravo sul lavoro, molto preparato su tutto, qualsiasi cosa che gli chiedevi lui era sempre disponibile. Un ragazzo d'oro, io non so cosa dire. Dovevo fare il turno di mattina, un ragazzo veramente squisito, non ci sono parole veramente. Non lo so, ci sono delle indagini in corso e sinceramente sarà la magistratura che vede tutto quello che è successo. L'unica cosa che posso dire era un ragazzo fantastico, non ci sono ragazzi come lui. In mattinata, davanti alla villetta della famiglia Taffa, a Vajont, sono arrivate molte persone, decine di amici, colleghi di lavoro, parenti, vicini di casa, tutti stretti attorno alla famiglia, in silenzio, con il volto tirato, increduli. E da una finestra, dalla cucina, si udivano delle voci, le urla di dolore, i pianti strazianti dei familiari. A un certo punto una voce femminile, forse proprio la madre, ha iniziato a intonare un canto, una preghiera in albanese, un'invocazione che attraversava le pareti e colpiva chi era lì fuori, fermo, immobile, incapace di comprendere fino in fondo cosa stesse davvero accadendo. Tra i presenti un parente continuava a ripeterlo con voce rotta dal pianto: lasciateci nel nostro dolore, lasciateci nel nostro male. Parole più forti di qualsiasi dichiarazione, parole che chiedono rispetto, silenzio. Il turno del mattino della STM è stato sospeso sia per lutto sia per consentire l'ultimazione dei rilievi tecnici. La salma di Daniel è stata trasferita all'ospedale di Pordenone, dove si trova in queste ore. Ma oggi, oltre ai rilievi, oltre alle indagini, resta il dolore, resta l'ingiustizia, perché morire a 22 anni mentre si lavora è qualcosa che non si può accettare. È un dolore che grida, che impone una pausa, una riflessione, che chiede sicurezza, attenzione, responsabilità. Daniel avrebbe dovuto vivere, invece a poche ore dal suo compleanno il destino lo ha portato via in modo crudele, improvviso, inspiegabile. Oggi il nostro pensiero va a lui, a Daniel Taffa e alla sua famiglia, a cui ci stringiamo con profondo rispetto e con un silenzio carico di umanità. Un altro incidente sul lavoro, siamo in Veneto, Vighizzolo di Santa Caterina d'Este, un operaio di 21 anni rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando all'interno della ditta CM Costruzioni, stava sistemando dei pannelli fotovoltaici, li stava montando quando all'improvviso il tetto del capannone si è sfondato, un volo di 8 metri sul posto Spisal, Suem con l'elicottero e i carabinieri della compagnia di Este. Siamo a Venezia, un Airbus dell'Air France ha effettuato un atterraggio d'emergenza al Marco Polo per odore di bruciato all'interno della cabina.
Allerta all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove un Airbus dell'Air France con 193 persone a bordo è stato costretto ad atterrare in emergenza a causa di un odore di bruciato segnalato durante il volo. L'aereo, partito alle 9:52 da Parigi Charles de Gaulle e diretto ad Atene, è atterrato alle 11:30 a Tessera senza ulteriori problemi. Attimi di vera paura fra i passeggeri, ma fortunatamente l'incidente non ha provocato feriti e non si è reso necessario l'intervento dei mezzi sanitari. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente con l'autobotte, un'autoscala e un carro schiuma, hanno assistito all'atterraggio e poi eseguito tutti i controlli necessari sull'aeromobile. I passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza e sono rimasti in attesa di un nuovo volo per raggiungere la capitale ellenica entro la giornata. Dopo mezz'ora di sospensione, le attività aeroportuali sono tornate alla normalità. Dal carcere di Santa Maria Maggiore il 35enne albanese fermato dai carabinieri per l'omicidio del tabaccaio 64enne di Jesolo si dichiara innocente. Ci sono intercettazioni telefoniche, non ci sono intercettazioni ambientali, non è stata rinvenuta l'arma del delitto, non è stato neanche rinvenuto, sequestrato il cacciavite che sarebbe stato utilizzato per scardinare la finestra per entrare dentro l'abitazione del Basso. Lui si dichiara innocente, lui dice di non essere stato lui. Incensurato, residente da tempo con la famiglia a Jesolo dove lavora, il 35enne di origine albanese fermato per l'omicidio del tabaccaio 64enne Roberto Basso avvenuto lo scorso maggio sostiene dunque di essere innocente. L'ha detto al suo legale durante il colloquio avvenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove è stato portato in attesa della convalida del fermo. Tra le prove che lo incastrerebbero il DNA, su cui però l'avvocato evidenzia. L'unica cosa un po' così, un po' suggestiva è questo DNA su un frammento di plastica che tra l'altro c'è quindi un DNA di una persona che non è del mio cliente, ma di una persona vicina al mio cliente, un familiare. C'è poi un altro aspetto poco chiaro, continua il legale. Sono stati ricostruiti i movimenti della macchina del mio cliente la notte dell'omicidio, ma questa macchina qua, senza sapere chi vi era alla guida, ha transitato lungo la via dove abitava la persona, il Basso, Roberto. Sulla base di questi elementi De Falco costruirà la sua difesa. Domani ci sarà molto probabilmente l'udienza di convalida del fermo. Quindi il GIP si dovrà pronunciare se trattenerlo in carcere o se scagionarlo. Se non lo scarcera, dopo presenteremo, faremo l'istanza di riesame, faremo tutto quello che c'è da fare, insomma. Secondo noi l'impianto accusatorio per me è fragile, insomma, ecco. L'intenzione nostra è quella di difenderci, insomma, ecco. Basso fu ucciso con un colpo alla nuca lo scorso 6 maggio nella sua abitazione in via Antiche Mura, dove viveva solo. Da subito i carabinieri hanno seguito la pista dell'omicidio, senza tralasciare alcune ipotesi, setacciando varie zone anche di notte con l'aiuto dei droni. Dopo circa 10 mesi i carabinieri hanno deciso di fermare il 35enne. Cortina, giorno memorabile, è stata inaugurata oggi la nuova pista da bob dove si svolgeranno le gare di Milano Cortina 2026. Grande soddisfazione condivisa, la pista c'è, chi pronosticava il peggio dal palco è stato invitato a ricredersi. Elogio dovuto alle maestranze di cui facevano parte persone di 21 nazionalità diverse e grande attesa per vedere sfrecciare i primi atleti impegnati nei 45 secondi che ci vogliono a completare il percorso. L'impianto di cui proseguono i collaudi entusiasma senza se e senza ma chi ne potrà fare uso. Non aver più avuto un impianto da anni, dopo Cesana, dopo le Olimpiadi del 2006, alcuni anni abbiamo utilizzato quello
Poi successivamente abbiamo sempre dovuto andare con queste sia bob, skeleton e slittino, diciamo in pista all'estero. Più che giustificata la soddisfazione di chi, in tempi record, ha guidato la squadra realizzando l'agognato impianto. Adesso manca la copertura definitiva, la realizzazione di fiche partenza, di arrivo, bob bar, memoriale e poi tutta la ricomposizione ambientale, per cui la pista sarà sostanzialmente interrata, tetto verde, 10.000 e passapiante saranno ripiantumate, cambierà volto. Guardarlo così trae un po' in inganno. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno ora un orizzonte decisamente più roseo, con le Dolomiti bellunesi che si godono la prospettiva di ospitare questo impianto e le gare di sci femminile. Questa è la dimostrazione che insomma la forza di volontà, la determinazione porta al risultato. Un'opera da quasi 120 miliardi in un anno realizzata, mi ricordo coloro che dicevano che in Italia le opere non si riescono a fare, e soprattutto voglio ricordare che abbiamo risanato un versante di montagna devastato, un'autentica discarica a cielo aperto e fra l'altro oltre ad aver fatto l'opera anche ripiantumata con 10.000 alberi. Un monumento alla follia? Ma sì, l'ho definito così perché poi questo dossier nasce da una mia idea, la candidatura è una mia idea alle Olimpiadi di Cortina e in quel dossier volli proprio mettere il bob, il nuovo bob, visto e considerato che questa è la pista di bob più vecchia al mondo ma era abbandonata, era una discarica a cielo aperto, ce l'abbiamo fatta e oggi aspettiamo solo le Olimpiadi nel 2026. Per un giorno sono tutti amici e tutti fanno i complimenti a tutti. C'è ancora molto da fare, basti dire degli alberi da piantumare a fronte degli 800 che furono tolti, ma certo è che quello che sembrava l'ostacolo più arduo è stato superato. Un gran lavoro di squadra, operai, imprese, territori, e posso dire che è un orgoglio per me come ministro e come segretario della Lega, fatemelo dire, perché se non ci fossero state le regioni Veneto e Lombardia che ci hanno creduto e ci hanno messo i soldi, non saremmo qua con tanti che non le volevano, non servono, porteranno turismo, ricchezza, più alberi, più sport e l'ho detto, è il sogno delle Olimpiadi della pace, che pensare che su questa pista poi possano scendere a 140 all'ora atleti ucraini, atleti russi, è qualcosa che mi riempie il cuore d'orgoglio. Ha mai temuto per un istante, in un qualche momento, che ci potesse capitare che non ci si arrivava? Diciamo che quando tutti mi dicevano non ce la fate, non ce la fate, non ce la fate, non ce la fate, dubbi no, però grande responsabilità. Nelle stesse ore a Venezia il Partito Democratico parlava della superstrada pedemontana veneta. Sentiamo. I conti della Pedemontana rischiano di far saltare il bilancio del Veneto. È l'allarme lanciato dal Partito Democratico, secondo cui, dati alla mano, non solo la superstrada ha aperto un'enorme voragine nei conti della regione, ma in futuro il buco è con molta probabilità destinato ad allargarsi ulteriormente. È quasi ridicolo che i conti li dobbiamo fare noi e non li faccia mai chi avrebbe la responsabilità di raccontarci quanto la strada pedemontana veneta impatta sul bilancio della nostra regione. Abbiamo rifatto i conti e li rifaremo ogni 2 mesi perché siamo davvero preoccupati di quello che accadrà alla nostra regione quando finalmente Zaia avrà finito di fare il presidente del Veneto. I 15 milioni di perdita stimati nel primo anno di attività, secondo le previsioni del 2017, si sono in realtà più che triplicati nel bilancio 2025, 51 milioni e 800 mila euro. Il traffico leggero sulla superstrada pedemontana veneta non decolla e, secondo il Partito Democratico, è sufficiente guardare le tariffe per capire il perché. Bassano Breganze costa 3,20 euro, Riese Pio X Treviso 6, Altivole Valle d'Agno 9,50 euro. Questo ci dà la misura di come chi governa questa regione, anziché abitare in Veneto, probabilmente risieda su Marte o comunque nell'iperuranio, perché è evidente la ragione per cui i veicoli leggeri non prendono e non transitano nella pedemontana. Costa troppo. Difficile oggi dire quanto la scontistica lanciata dalla regione per brevi tratte possa funzionare, ma già si sa che ipotizzando di incassare 10 milioni e 800 mila euro al mese, cioè la media registrata nel periodo tra maggio 2024 e febbraio 2025, la perdita salirebbe a 72 milioni, con un divario di oltre 20 milioni rispetto all'accantonamento già previsto. Rischiamo che sia un buco peggio della Salerno-Reggio Calabria se si va avanti di questo passo. Ricordiamo che il debito della regione, cioè l'impegno che la regione ha di versare canoni al concessionario, durerà altri 38 anni. Zaia sembra aver condannato
condannato la Regione del Veneto a bilanci pesantissimi per i prossimi 38 anni. Botta e risposta a distanza tra l'assessore regionale leghista Roberto Marcato e Roberto Vannacci durante la puntata di Focus del direttore Luigi Baccialli, tema del contendere la possibile elezione del generale a vice segretario di Matteo Salvini. Immaginare che lui possa diventare il vice segretario della Lega federale mi sembra un'ipotesi quantomeno suggestiva. Uno, perché non è iscritto al partito, immaginare che a rappresentare il sottoscritto come militante sia uno che militante non è, insomma, lo trovo francamente inaccettabile. Due, ricordo che alla precisa domanda fatta da un giornalista a Vannacci se sia giusta la battaglia per l'autonomia, lui ha detto c'è già la riforma al titolo quinto, basta e avanza. Nella Lega, dove in tanti si sono lamentati, è Roberto Marcato a metterci quasi sempre la faccia. Eh sì, perché sono già cominciati i mal di pancia per la possibile promozione interna del generale Roberto Vannacci. Assieme a Claudio Durigona, Alberto Stefani ed Andrea Crippa potrebbe diventare il vice di Salvini, ruolo utile per il vice premier sul piano politico a rafforzare la voce nazionalista della Lega. Il congresso di Firenze alle porte, le regole consentirebbero la nomina dell'eurodeputato eletto come indipendente. Una notizia per il Veneto leghista difficile da digerire, chiarisce Marcato in diretta a Focus, che aggiunge un tassello al puzzle. Stiamo facendo una battaglia ideologica, politica, valoriale contro il riarmo, contro quegli 800 miliardi per riarmare i singoli stati dell'Unione Europea. E mettiamo un generale dell'esercito vice segretario. Mi pare che questo è abbastanza... Cioè, che messaggio diamo? Siccome noi abbiamo perso una montagna di voti perché abbiamo annacquato la nostra identità, questa sarebbe l'ulteriore colpo a un'identità già di per sé sbiadita. Così Roberto Marcato in diretta. Contemporaneamente Roberto Vannacci rilancia la trasmissione con questo screenshot che fotografa uno dei messaggi arrivati ai trasmessi, un elogio al generale. Che tra i due non stia scorrendo buon sangue appare piuttosto evidente. A rischio ancora una volta la fedeltà al nazionale della Liga Veneta, quella che più di chiunque altro vede messa a rischio la propria identità. Si è parlato anche di possibili uscite dalla Lega proprio in polemica con questa possibile scelta. Non riesco a capire come si può far coincidere e convivere la mozione di Stefani per un ritorno identitario del partito con la figura di Vannacci. Quindi l'ipotesi a cui lei fa riferimento è un'ipotesi assolutamente verosimile. Venezia si prepara ad accogliere uno degli eventi più prestigiosi dell'anno, cioè l'arrivo venerdì dell'Amerigo Vespucci. Sono qui oggi insieme al sindaco, al comune e alla città di Venezia per comunicare l'arrivo di nave Vespucci. Giovedì sera 27 ripartirà lunedì 31 in mattinata. Il conto alla rovescia è iniziato. L'Amerigo Vespucci, fiore all'occhiello della Marina Militare e simbolo del Made in Italy nel mondo, sarà a Venezia venerdì 28 marzo alle 9:30. Il veliero sarà accolto con una cerimonia di benvenuto alla presenza delle autorità civili e militari e rimarrà ormeggiato a Riva San Biasio fino a lunedì 31 marzo. Avremo 3 giornate intere, 28, 29 e 30, a completa disposizione per la popolazione. Le visite sono organizzate dalle 10 del mattino alle 20. Dopo la tappa di Trieste, Venezia rappresenta la seconda fermata del Tour Mediterraneo Vespucci, un viaggio che toccherà 17 città, con conclusione prevista a Genova il 10 giugno. Previste 1.000 visite all'ora, 10.000 al giorno, tutto esaurito per ora. Il Vespucci si potrà però ammirare da vicino, senza contare il ricco programma di iniziative che animerà il villaggio in Italia. Per l'occasione sarà aperto al pubblico l'Arsenale, con incontri, mostre, concerti e attività per tutti. La Venezia che galleggia, tra virgolette, va bene, sarà o cercherà di essere presente in quello che è il saluto ufficiale poi della città, no? E anche un riconoscimento a quella che è la nave di tutti. Grazie per essere stati con noi, è tutto. Dopo di noi TG Venezia. Arrivederci.